Luigi Brugnaro arriva a Padova per presentare i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre di Coraggio Italia, Stefania Fochesato, capolista per il Senato, e Francesco Peghin, capolista alla Camera. Rappresentanti del territorio, cittadini veneti, perché, dice il sindaco di Venezia, l'autonomia è una priorità. È una battaglia che adesso bisogna concludere, porteremo avanti, è un eufemismo. Cioè, qui siamo stati traditi, il Veneto a Roma non conta niente. Il Veneto a Roma non conta niente, questo è il punto. E allora noi siamo tutti veneti, le liste qua di noi moderati, l'ho fatte io, sono tutta gente che abita qua, nel bene e nel male, qua torna a sera. E qua devono rispondere, no? Sempre i discorsi, è sempre colpa di qualcun altro, non si fa mai niente, perché questo è il dato di fatto. Riformare la legge elettorale in senso proporzionale, togliere burocrazia, ma soprattutto agire subito sul caro bollette. È drammatica la situazione. A Venezia abbiamo chiuso i forni le fornaci dove facciamo il vetro. Stanno chiudendo le ceramiche, chiuderanno le cartiere e se chiudono le cartiere riguarda anche i sindaci perché tutta la raccolta differenziata non sappiamo dove mettere la carta poi. Vorrei far notare a tutti un piccolo particolare che nel mondo si continuerà a produrre la carta, la ceramica, il vetro, cioè il rischio è che restiamo noi fuori mercato. Per cui adesso bisogna che questi partiti la smettano di litigare, visto che c'è un governo con i pieni poteri, si siedano su una stanza dove vogliono, faranno le misure che servono, ma bisogna assolutamente che le aziende energivore e le persone più fragili vengano completamente tutelate. La scelta dei candidati è stata fatta per valorizzare il territorio. Ma perché il volontariato deve avere una voce importante di chi ha vissuto il volontariato. Io ci sono anche per esperienza vissuta da 25 anni in questa realtà, una realtà che quando è partita non si pensava potesse spiccare così in alto, avere un grande risultato e questo lo voglio applicare proprio anche al mondo politico. Sembra non conoscere sosta la corsa elettorale di Francesco Peghin. Dopo la campagna elettorale per le comunali, un altro impegno ora a livello nazionale. Mi ha affascinato il progetto che Luigi Brugnaro con Coraggio Italia, civico, molto in linea col mio percorso, sta portando avanti e quindi ho accettato questa candidatura come capolista alla Camera che secondo me rappresenta un freno all'astensionismo.